Ancora sangue sulle strade della provincia vicentina, 2 gli incidenti mortali in poche ore, l'ultimo nel pomeriggio, a luogo lungo la provinciale 8 Berica Euganea, nel tratto che collega i comuni di Sossano e Orgiano. La vittima Luca Beggiato, 52 anni, di Sossano, noto agente immobiliarista, si stava recando a 2 appuntamenti di lavoro. L'uomo stava percorrendo con la sua 500 la statale quando, nell'uscire da una semicurva già in comune di Orgiano, forse per la velocità, ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion. Inutile il suo tentativo di controllare l'auto. L'impatto con il mezzo pesante è stato violentissimo, completamente distrutta la parte anteriore e laterale della 500. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, un'auto medica e anche l'elicottero nel disperato tentativo di salvare il 52enne, che però è spirato sul posto. Sotto shock l'autista del camion, che è rimasto illeso. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale del consorzio Basso Vicentino. Altro incidente, altra vittima nella mattinata a Valdagno. A perdere la vita alle 6:30 del mattino un 33enne operaio di origine slava che in bicicletta stava percorrendo via Gasdotto per raggiungere il luogo di lavoro quando è stato investito da un'utilitaria guidata da un 59enne che a sua volta a quell'ora stava andando al lavoro. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Il buio, il tratto di strada è poco illuminato e la pioggia battente avrebbero impedito all'autista dell'utilitaria di evitare l'impatto. Il 33enne ciclista è stato sbalzato sul vetro e tettuccio dell'auto per poi cadere rovinosamente a terra. Vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo, l'uomo è spirato sul posto. Il conducente dell'auto dovrà rispondere di omicidio stradale.